Continua la preparazione dell'Acregas in previsione della prima sfida esterna di campionato con il Monreale. La vittoria convincente di domenica scorsa con il Mazzara ha ridato fiducia all'ambiente, che prevede una stagione ricca di soddisfazione, tant'è che sono aumentate le richieste per la riapertura dei termini e per l'acquisizione degli abbonamenti sino al prossimo sabato. Di buon grado la società è venuta incontro alle esigenze dei tifosi ritardatari. Ritornando al match del Santo Canale di domenica prossima con il Monreale, Corrado Mutulo tiene sotto torchio l'ala e l'ultimo arrivato Stefano Procida, ancora non al meglio per problemi muscolari, ma si trovano sulla strada del pieno recupero. Ritornando alla gara con il Mazzara, il giudice sportivo ha fermato per una giornata i calciatori Canarini e Timane ed Abate. Infine, primo colpo di scena nel campionato di eccellenza Girone A. La gara di campionato Sporting Livorno Sanghataldese, un derby tutto nisseno, è terminata con un nulla di fatto e è stata ribaltata dal giudice sportivo, che dopo opportuni accertamenti ha deciso di assegnare vittoria a tavolino ai padroni di casa dello Sporting Vallone. Infatti è emerso che il calciatore Fabio Calabrese della Sanghataldese, sanzionato in occasione di questa gara, non risultava regolarmente tesserato, per cui si è deliberato di assegnare gara persa alla società Sanghataldese Calcio per 0-3, che così consente allo Sporting Vallone di balzare in vetta alla classifica. Conferma per l'inizio del prossimo campionato di prima categoria, infatti la Lega Sicola ha stabilito che si inizierà sabato 28 in anticipo e poi regolarmente domenica 29 settembre del 2019, come già stabilito in precedenza. Prossimamente verrà diramato anche il calendario. Contemporaneamente per questa categoria avrà inizio la Coppa Sicilia, programmata per mercoledì 25 settembre. La maggior parte delle squadre agrigentine sono state inserite nel girone G e sono Atletico Favara, Gemini, Libertas Racalmuto, Raffadali e Ravanusa.